terminata con il risultato di 2-1 la sfida tra Bagheria e Folgore Calcio Castelvetrano. Vittoria, si torna a sorridere in casa. Mister, quanto è importante ottenere i 3 punti? Una vittoria importantissima, fondamentale. Avevo detto ai ragazzi in settimana di quanto pesante era per noi conquistare questi 3 punti. Sapevamo che la partita non sarebbe stata semplice, perché al di là chiaramente della classifica della Folgore, comunque analizzando un po' tutti i risultati, ha dimostrato di essere una squadra che comunque se l'è sempre giocata, è sempre stata in partita. Per cui la squadra doveva avere la calma di trovare poi lo spiraglio giusto. A un certo punto sembrava come dire, di rivivere l'incubo della partita con lo Sciacca, quando nel primo tempo abbiamo mancato quel gol che ci avrebbe portato in vantaggio, però io penso che la crescita di questa squadra passa anche da vittorie sofferte come questa, per cui sono veramente contento perché la squadra ha ottenuto una vittoria che voleva, l'ha fatta mostrando maturità e quindi di questo non posso che essere contento e soddisfatto. Come per la sfida contro lo Sciacca, nell'extra time del primo tempo, un'occasione per raddoppiare, però ancora una volta non è andata a buon fine. Cosa manca? Forse un po' di lucidità, un po' di stanchezza. Cosa succede secondo lei? Sì, non so, magari quando arriviamo poi là davanti ci manca qualcosa, ci manca un po' di lucidità, però poi vedi il karma che poi tutto torna, nel senso che sono felice che poi a risolvere la partita è stato proprio il protagonista di quella situazione che doveva portarci in vantaggio già alla fine del primo tempo, però va bene così, ripeto, i ragazzi stanno crescendo partita dopo partita, stiamo facendo dei punti importantissimi per quello che è il nostro obiettivo, per cui non posso chiedere di meglio in questo momento. Manca Ordonez, ma il gol lo fa comunque Giglio, che prima conquista il rigore e poi decide la partita con un gran tiro da fuori. Quanto è importante avere dei calciatori così? Sì, no, ma tutti i ragazzi, devo dire, tutti stanno spingendo tutti, per cui non posso che ringraziarli dell'atteggiamento che hanno tutta la settimana, di come lavorano, di come si applicano. Questo è un gruppo che comunque è molto, molto professionale, vuole crescere, si mette a disposizione e quindi poi quando poi la domenica raccogli i frutti di quello che lavorano non c'è cosa più bella, perché come dico spesso a loro, lavoriamo tutta la settimana poi nella speranza di essere felici la domenica sera, e quindi il fatto che ultimamente sta succedendo con una certa continuità ci fa stare bene e ci fa lavorare ancora meglio, ancora più forte. Adesso invece guardiamo la classifica, perché Licata quota 26, Marsala 22, Misilmeri 20 e poi 19 punti, Partini Codace, Castellammare e Bagheria. Mister, domanda secca, lei ci crede veramente a questa classifica e quanto è importante poter raggiungere il secondo posto perché sono soltanto 3 punti? Dico di andare piano, nel senso che la squadra, noi abbiamo un obiettivo da raggiungere che non è semplice. Come ho sempre detto ai ragazzi, però è giusto anche nello sport non porsi mai limiti e cercare sempre di fare il massimo, però con la consapevolezza di quello che è il nostro percorso, di quello che dobbiamo fare e che in questo momento dobbiamo correre il più possibile come dire, per raggiungere quello che è l'obiettivo che la società ci ha chiesto. Non sarà semplice perché, ripeto, questo è un campionato veramente duro dove ogni domenica possono venire fuori dei risultati inaspettati, per cui andiamo avanti, rimaniamo con i piedi per terra, ma con chi comunque come dire, ha l'ambizione di voler sempre stupire. Ecco. Adesso invece un pensiero sulla prossima gara contro San Giorgio Piano, una squadra che forse non sta giocando al meglio delle proprie possibilità. No, guarda, io invece dico che il San Giorgio l'ho vista diverse volte ed è un'ottima squadra con una grande fisicità e soprattutto a Licausi e là è dura passare per tutti, per cui sarà un ulteriore test che i miei ragazzi dovranno affrontare e cercare di superarlo al meglio.